Mercato del latte senza quote. Sarà sufficiente la qualità italiana? Questo è l'interrogativo che dà il titolo al convegno promosso da APROLAV, Associazione Produttori di Latte del Veneto, per delineare il futuro del settore, dopo la fine del regime delle quote latte e l'ingresso nel mercato libero. Un futuro a cui i produttori veneti guardano con apprensione. Già nelle prime settimane del dopo quote, infatti, si è assistito a una pericolosa corsa all'innalzamento produttivo in Europa, con un crollo del prezzo in ambito comunitario arrivato al meno 23%. Non ci saranno più limitazioni sulla produzione di latte, per cui i paesi che hanno più propensione a questo tipo di produzione invaderanno quelli che ne hanno meno. Non è che la cosa ci fa paura sulla qualità, ci fa paura sulla quantità. Purtroppo la crisi economica e non solo i problemi internazionali che esistono sta creando parecchi problemi, perché effettivamente l'invasione di polvere di latte da paesi esportatori, l'invasione di latte o cagliate da paesi che sono limitrofi ai nostri sta creando parecchi problemi di sovrapproduzione, e quindi le nostre produzioni, anche le produzioni di qualità, stanno avendo un attimo di difficoltà. Basterà la qualità dei prodotti a salvare il prezzo ed il mercato italiano del latte? Una domanda molto sentita in Veneto, dove la crescita del settore è appoggiato soprattutto sulla produzione di formaggi a marchio DOP. In Italia il 50% di latte va a produzioni DOP, nel Veneto addirittura il 70%, più un altro 10% i formaggi di pregio. Abbiamo regioni come il Friuli, per esempio, che producono solamente il 14% e sono quelle che hanno più difficoltà, per cui la difesa del prezzo sarà sicuramente concentrata sulla produzione di qualità. Qualità che vuol dire innanzitutto tutela della salubrità dei prodotti, una tutela che la grande distribuzione può garantire attraverso un sistema più rigido di indicazione d'origine dei prodotti. Anche l'Italia, lo ripeterò all'infinito, è l'unico paese che ha delle regole sulla produzione di latte che non sono uguali in nessun altro paese del mondo. Parlo della centrifugazione per quello che riguarda le cellule somatiche, ma tanti altri sistemi sulla refrigerazione e quant'altro. Noi i controlli li abbiamo, gli altri autocertificazioni. Io credo che l'Organizzazione Mondiale di Sanità riconosce all'Italia la sicurezza alimentare migliore, un abisso di differenza fra noi e tutti gli altri. Questa potrebbe essere la nostra difesa, far capire al consumatore che quando assaggiano un prodotto nostro prendono, oltre che la qualità, anche il prodotto che sotto il punto di vista della sicurezza alimentare è il migliore. Qualità dunque da tutelare sia nell'interesse dei produttori alle prese con i danni economici causati dalla contraffazione dei prodotti alimentari, sia soprattutto nell'interesse di una corretta informazione dei consumatori. E se la grande distribuzione non ci dà una mano ad informare meglio il consumatore corre il rischio di continuare ad essere ingannato, perché quando compra un gran qui, gran su, gran giù, gran bello, pensando che sia una seconda linea più conveniente del Gran Padano, e poi magari quel formaggio è fatto in Romania o in Ungheria o da qualche altra parte, il consumatore viene beffato. Allora noi vogliamo che non venga beffato, ma la grande distribuzione deve essere molto chiara nell'aiutarci a presentare in modo trasparente questi prodotti al consumatore.